Un ritrovamento subacqueo è stato eseguito nella mattinata di oggi da parte dei carabinieri del nucleo tutela ambientale della regione siciliana in collaborazione con i tecnici della sovrintendenza del mare, un lavoro che è durato parecchie ore nello spazio antistante lo specchio acqueo di San Leone. Un'intensa opera è stata eseguita da esperti subacquei che ha portato al ritrovamento di un blocco calcarenitico raffigurante la testa di un equino che molto probabilmente andava collocato in un timpano del tempio di Giove. La cosa era già stata segnalata anni fa dal funzionario della sovrintendenza Daniele Valenti ed esperto subacqueo di Agrigento, ma solo oggi si è proceduto al suo ritrovamento, presente al sopralluogo anche il comandante dei carabinieri di Agrigento De Tullio. L'opera andrà ora restaurata e pulita da parte dei tecnici della regione per capire dove potrebbe essere collocata successivamente.